Euroregione News. 65esima Fiera Casa Moderna dal 29 settembre al 7 ottobre. Il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono conoscere le novità e le opportunità per costruire la loro casa, aggiornarla con le nuove tecnologie, arredarla e trovare spunti di cambiamento come suppellettili e complimenti d'arredo. Ci saranno padiglioni interessanti per tutti, ma al presidente Luciano Snidar ho chiesto le novità che ci aspettano quest'anno. Ma noi continuiamo come fiera in quello che abbiamo già iniziato dall'anno scorso, che è quello dell'iniziativa legata all'arte. Quindi con On Art crediamo che sia importante mettere insieme l'arredo alla vita di giorno con la parte artistica, e quindi proseguiamo con On Art. Altra cosa che noi abbiamo investito quest'anno è sui giovani, nel senso che riteniamo che i ragazzi che devono mettere su casa debbano essere privilegiati rispetto all'invecchiamento della società italiana, quindi vogliamo investire su questo, e pertanto noi il martedì per gli under 35 facciamo un ingresso gratuito. Inoltre riteniamo di mettere insieme i professionisti con il mondo della produzione e con gli espositori, per cui abbiamo anche qui agevolato sia tutti a livello regionale i tecnici, quindi ingegneri, architetti, periti e geometri, per cui hanno delle agevolazioni degli ingressi gratuiti anche loro. Inoltre abbiamo mantenuto in essere la collaborazione con l'Ordine degli Architetti affinché questi fanno delle consulenze quasi gratuite. Chi arriva dentro, chi ha delle esigenze particolari, parlo degli educatori, chi ha delle esigenze particolari in casa, e quindi ha la possibilità di un tecnico esperto, di un designer che possa dargli dei consigli e quindi migliorare da questo punto di vista la vita e dargli delle soluzioni. Ecco, diciamo che queste sono alcune delle iniziative che abbiamo messo in piedi. Poi tra l'altro c'è il discorso di casa sicura, in casa biologica, perché riteniamo che sia l'aspetto della sicurezza, sia l'aspetto del cosiddetto green, e quindi risparmio energetico, riduzione del CO2, sia una cosa molto importante nell'abitare. Quindi abbiamo rinnovato anche questo aspetto del padiglione su questo fronte. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.